Ben ritrovati, una nuova puntata di Cronache Trevigiane. I vari servizi di questa settimana possiamo dire che sono uniti da un filo rosso che fa rima con sostenibilità, e cominciamo dai percorsi sostenibili e turistici presentati da Regione Veneto con una nuova app davvero straordinaria alla BIT di Milano. Tutto nel prossimo servizio. Una regione oltre 12.000 km suddivisi in 130 percorsi. Sono questi i numeri di Veneto Outdoor, la nuova app presentata a Milano dalla Regione del Veneto in occasione della Borsa Internazionale del Turismo. Uno strumento a portata di turista e di cittadino per scoprire un patrimonio paesaggistico e culturale dall'Adriatico alle Dolomiti, dalla Lessinia alle colline del Conegliano Valdobbiadene, passando per il lago di Garda, il delta del Po e poi colli iberici e circuiti termali. Compagno di viaggio una guida digitale completa, sicura e gratuita. Quest'anno la BIT si è aperta con una grande novità, una app che si può scaricare ovviamente sul telefonino e che si chiama Veneto Outdoor. Permette a tutti gli appassionati e ai turisti, non solo stranieri ma anche ai turisti italiani provenienti da altre regioni e perché no ai cittadini veneti, di poter usufruire di tutti i percorsi che in Veneto ci sono, percorsi a piedi, a cavallo, in bicicletta oppure anche itinerari sulla neve. Con un semplice click si vedono quelli che sono i percorsi più vicini a dove tu sei esattamente in quel momento, poi da lì ti guida in tutto il percorso. La cosa positiva di questa applicazione è che è georeferenziata e quindi permette anche di non avere connessione diciamo internet. La tecnologia applicata consentirà infatti agli utenti di proporre un itinerario che sarà caricato dopo essere stato vagliato dal comitato di redazione. Nei prossimi mesi il database sarà arricchito di contenuti, anche con le previsioni meteo e alcune informazioni di pubblica utilità. L'applicazione inoltre consentirà a chi si registra di lasciare una recensione sull'itinerario e di assegnare, in base alle proprie valutazioni, un punteggio fino a 5 stelle. Per la tecnologia applicata che ha questa in particolare, siamo la prima regione che offre questo servizio. Tra l'altro è molto facile e intuitivo, quindi ha icone. Una volta fatto il click sull'icona si ha anche la possibilità di capire quanto il percorso è lungo, i tempi di percorrenza, la difficoltà, insomma molto semplice e intuitiva, adatta non soltanto ai giovani ma anche a persone di una certa età che magari desiderano fare una semplice passeggiata nel territorio veneto. Un Veneto sempre più a portata di click che fa tesoro di ben 8 siti UNESCO e che ambisce alla valorizzazione di altri 2 importanti patrimoni, come la magnifica Cappella degli Scrovegni di Padova e la Pesciara di Bolche in provincia di Verona. Ci stiamo muovendo perché il Veneto ha già 8 siti UNESCO riconosciuti, l'ultima è proprio quella delle colline di Conegliano e Valdobbiadene, e quindi stiamo lavorando per implementare, anche perché ricordo che il Veneto ovviamente fa parte dell'Italia e l'Italia è a pari merito con la Cina per quanto riguarda il numero di siti UNESCO a livello mondiale. Quindi insomma, se riusciamo anche a effettuare un sorpasso sui cinesi da questo punto di vista, il sistema paese diventa molto più attrattivo a livello internazionale.